alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Una delle importanze per esercitare i compiti spirituali è essere nella congregazione di Dio, esercitare anche i compiti spirituali che abbiamo. Uno di essi è la preghiera, la parola e il digiuno, che non tutti piace, sono visibili, diciamo, le opere nei nostri corpi, ma senz'altro non avere di meno il compito della congregazione, che anche se impegna che i ragazzi siano impegnati anche nei compiti che ha la congregazione, sono molto, molto importanti, perché conviene a che i ragazzi si mantengano anche in qualcosa da fare, si diano da fare in qualcosa, perché stiamo vivendo un mondo di che i genitori dovrebbero essere quelli più preoccupati per la situazione a venire, delle generazioni che stanno a venire, quelle che stanno anche passando. Però avere in meno i compiti della congregazione vuol dire che di non venire in meno nella nostra fede. Si parlava oggi con i ragazzi, siamo riuniti lì, i giovani di Firenze, Enrique, fratello Miche e io, che nonostante le cose che sono al nostro intorno, anche se siamo pochi e vediamo un altro credente, crediamo in Dio che continua a operare in ciascuno di noi. Ma l'importanza è non fermarci lì, perché è molto importante, come quelle persone che vanno davanti a noi a servire al Signore, quelle persone che hanno avuto tante esperienze, ma è importante avere il loro sguardo sempre fisso su Gesù Cristo, che è quello che ha fatto l'opera in ciascuno di noi. Però dico questo perché è molto importante, visto che i giovani sono quelli che sono meno frequenti nella Chiesa. Cioè veniamo a questo paese, diciamo che il compito ci ha mandato il Signore a guadagnare una generazione per Lui, e vediamo pochi giovani nella Chiesa, però vediamo nella Bibbia che non è nella folla che il Signore si gloria, sino che il Signore ha preso a una persona per un compito specifico, per guidare un popolo. Vuol dire che ciascuno di noi abbiamo un compito, però l'importanza di questo è avere la convinzione nelle nostre vite, essere convinto a chi stiamo a servire. Come diceva il pastore, predicava sulla parola questa mattina, di che le scelte sono nostre. Magari io ho scelto un'altra cosa a venire in questo paese, ma il proposito di Dio era un altro, servirlo a Lui. Magari il proposito nostro era magari essere imprenditori, fare altre cose, meno servire il Signore. Io vedo il Signore che fino ad oggi ciascuno di noi ha portato, non per le nostre scelte qua, sino per il suo proposito che ha nelle nostre vite. Cioè il discorso che le nostre scelte sempre ci saranno, ma dobbiamo stare attenti, perché se sono il proposito di Dio, allora sì, siamo a posto. Come Paolo dice qua, di non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Cioè di non avere la fatica che si fa, di non avere in meno, perché attraverso queste esperienze noi possiamo vedere a Dio operando grandemente nelle nostre vite. Quindi a ciascuno di voi, se pensate che siete arrivati oggi a caso qua, è una vostra scelta, beati, però c'è un proposito di Dio su queste cose. Dice la parola che siamo creati a immagine e somiglianza a Lui, siamo creati ad adorare a Lui. Quindi penso che se siamo oggi qua perché dentro di noi brama, abbiamo un bruciore per la parola di Dio. Quindi, come dicevo, la comunione fra di noi è molto importante per poter camminare nella opera del Signore. La comunione fra i fratelli, fra i giovani, fra le persone maggiori, ma questo non fa differenza per Dio. Tutti quanti facciamo parte della opera.
Vorrei ringraziare il Signore perché oggi ci siamo presentati qua, nonostante le difficoltà che oggi abbiamo. Signore, vogliamo presentare i nostri corpi, le nostre menti, che possa la tua parola, Signore, operare nelle nostre vite, di non venire a meno, Signore, sino anzi di aumentare la nostra fede, Signore, attraverso la tua parola. Benedice il tuo servo, Signore, che oggi trasmetterà la tua parola, Signore. Benedicelo, Signore, con il tuo Santo Spirito, Signore, e apri i nostri occhi, i nostri cuori, Signore, e accettare, Signore, tutto ciò che viene da te. Nel nome di Gesù, amen. Amen. E come abbiamo detto anche domenica scorsa che sarà qua, abbiamo detto che tante volte noi pensiamo, siccome qui siamo tutti persone che vengono da un altro paese, siamo tutti qua, e quindi abbiamo detto domenica scorsa che tante volte noi pensiamo che il Signore ci ha portato in questo paese perché dovevamo avere un lavoro migliore, perché dovevamo avere una vita migliore. Invece stiamo dimenticando che sì, il Signore ci ha portato qua perché noi, dentro di noi, siamo tutti dei missionari. E quindi dobbiamo prendere, come ha detto il fratello Jonathan, che se siamo qua oggi e il Signore ci ha dato un lavoro e un'opportunità di guadagnare, questa è una cosa secondaria. Noi dobbiamo mettere come prima cosa nella nostra vita è Dio nella nostra vita. Dopo che noi abbiamo Dio non c'è bisogno di più niente. Quando hai solo Dio nella nostra vita è perché è quello che hai bisogno, non hai bisogno di altre cose, né più né meno, solo Dio. Quindi a questo punto continuiamo con la nostra lode, cominciamo con la nostra lode. Fino a 2 settimane fa avevamo la Samuela che ci dava mano, però è tornata la Priscilla, quindi cominciamo con quelli che sono le benedizioni di casa e quindi lodiamo il Signore con la Priscilla. Saluto a tutti con la pace del Signore. Gloria a Dio, vorrei approfittare già della mia prima opportunità, ringraziare al Signore perché siamo andati e tornati in pace, ringraziare anche le vostre preghiere per noi. Sono stati giorni di rinnovo, di benedizione. Come dicevo a Firenze, noi non siamo andati a fare vacanza, siamo andati per un proposito della Chiesa, siamo andati per 2 eventi che è successo, però una all'inizio del viaggio e una alla fine. E nel frattempo siamo andati a 35-36 culti, 36 culti. Quindi in 40 giorni abbiamo fatto una settimana tutta nel primo evento, dalla mattina alla sera, e l'ultima settimana 3 giorni dalla mattina alla sera, poi il resto dei giorni 36 culti. Quindi se fatti i conti, alcuni giorni siamo andati in chiesa più di 2 volte. No? Un giorno siamo andati 4 culti, una giornata sola. Però è stata una benedizione veramente essere lì, andare a quelli culti di preghiera delle sorelle, poter raccontare cosa il Signore sta facendo per noi, cosa il Signore sta facendo qui in Italia, cosa stiamo facendo nelle nostre chiese, non per essere una esposizione, perché la gloria non va data a noi, ma per dire a loro che vale la pena pregare per l'opera. Loro sono lì in preghiera, tutti i giorni c'è un culto di preghiera. Qui noi preghiamo con le sorelle di mattina, la Josiane fa dalle 9 alle 11 di mattina, no? La Paola fa lì di giovedì, di venerdì c'è la Nemesis qua, ma là
in Brasile c'è una giornata per la preghiera, è dalle 9 alle 4. Le sorelle vanno lì, si iscrivono per fare parte di questo gruppo e hanno il compito, la responsabilità di andare una volta alla settimana dalle 9 alle 4 per pregare. Poi un'altra volta alla settimana fa il digiuno e di pomeriggio visita i malati. E di sabato c'è un altro dipartimento soltanto per pregare per la missione. Tutti i sabati dalle 9 a mezzogiorno loro pregano per la missione. Quindi poter andare lì e raccontare cosa il Signore sta facendo. Siamo andati da su a giù di Pernambuco per dire che il Signore sta facendo cose grandi, che loro continuano a pregare per noi. Vi hanno mandato un abbraccio e sono fratelli semplici ma che sono veramente con noi in preghiera. Noi abbiamo una chiesa grande dietro a noi in preghiera, quindi anche se non abbiamo fatto le vacanze, siamo felici, contenti perché non ci siamo risparmiati per poter ringraziare i fratelli. Quindi gloria a Dio, grazie anche per le vostre vite che avete continuato nell'opera del Signore, insieme al fratello Remo e la sua famiglia, non li hanno lasciato soli e avete perseverato nell'opera del Signore. Questa è la gioia più grande che un missionario può avere, andare, tornare e trovare tutto e tutti bene. Amen. Lodiamo quel numero 273. 273. Ho preso anche un'influenza e una malattia. Sì, che sono stata 3 giorni malata prima di arrivare in Italia. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede di speme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signor. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede di speme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signor. Fratelli santi, noi tutti quanti abbiamo lo zelo dell'Evangelo, or combattiamo, avanti andiamo, nel nome santo del Signor. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede di speme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signor. Fratelli santi, con inni canti, vogliamo lodare e ringraziare il Creatore con tutto il cuore, nel nome santo del Signor. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede di speme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signor. Alleluia. Lodiamo quel numero 102. 102. Gesù è il Salvator che Dio dal cielo mandò in terra per salvare l'uomo peccator. In Lui chi crederà vittoria sempre avrà e vita eterna in dono. Un dì nel cielo godrà. Avanti io vo per entrare nella gloria del Signor.
Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti io vo. Nel ciel mi porterà l'amato mio Gesù, egli del mio nemico il capo triterà. Al carro redentor fedele sarò ignor, e sol voglio seguire, e solo con fervor avanti io vo, avanti io vo, per entrare nella gloria del Signor. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti io vo. La tromba suonerà del nostro Creator, comincerà gran festa dei santi del Signor. Dal cielo in verità Gesù ritornerà, l'aspetto con pazienza, glorioso egli sarà, avanti io vo. Per entrare nella gloria del Signor. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti io vo. Con sé mi porterà in cielo per godere. Abramo allora vedrò. Alleluia. Isacco incontrerò insieme con Giacobbe, a tavola sarò, avanti io vo, per entrare nella gloria del Signor. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti io vo. Gloria a Gesù. 526 lo diamo per finire il nostro momento di lode congregazionale. 5, 2, 6. Amore grande, profondo e sublime, questo è l'amore del mio creatore. Non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi al grande amore del mio Salvatore. Dio d'amor, Dio d'amor, solo sei tu, il Dio d'amor, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te. Ei solo ci ama, ci comprende, ci guarda da tutto il male che esiste nel mondo. Per questo l'adoro con l'anima mia, perché mi ha dato Gesù dolce calma. Dio d'amor, Dio d'amor, solo sei tu, il Dio d'amor, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te.
Ora continuiamo con le decime e le offerte. Ricordiamo che dobbiamo collaborare con l'opera del Signore, quindi niente obbligatorio, sino la nostra donazione è quello che ci fa andare avanti per pagare tutto quello che dobbiamo pagare. Quindi che abbiamo il fratello Michel che pregherà per le decime e le offerte. Pace del Signore. Prima di pregare solo voglio lasciare un versetto o due versetti della parola di Dio che è in 2 Corinzi 9:6. Dice, ora dico questo, chi semina scarsamente metterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente metterà altresì abbondantemente. Dia a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di mala voglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. No? Bueno, quello un po' è versetti che voleva lasciarvi. Bueno, Signore, te ringraziamo, Signore, per questo giorno, per l'opportunità, Dio, che tu ci dai di poter essere qua, di poter ascoltare la tua parola, Signore, e poter offrire, Dio, l'offerta, la decima, Dio, che tu hai messo in nostro cuore. Perché sappiamo, Dio, che tutto noi che abbiamo viene dalla tua mano, tu ci hai dato a noi, Dio, e quello pues con la nostra offerta te onoriamo a te, Signore Gesù, non per forza né per obbligazione, sino perché vogliamo essere obbedienti alla tua parola, Signore. In gratitudine ti ringraziamo per tutto ciò che hai fatto in noi. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Amen. Remo. Ascoltando. Un po' più di musica. Lodiamo che Dio è qui con noi. Dio è qui con noi, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Cantiamo di nuovo. Dio, alleluia, come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Spirito, Spirito, puoi chiederlo, riempi la mia vita. Spirito, riempi la mia vita, riempimi del tuo potere,
perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Chiedilo ancora. Spirito, chiedilo col cuore, riempi la mia vita. Spirito, riempi la mia vita. Riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altare, perché Lui è l'unico degno di ricevere la nostra lode, è l'unico che è degno di ricevere la gloria e l'onore, l'onore e la gloria, la forza e il potere. Al Re eterno, immortale, invisibile ma reale, a Lui rivolgiamo la lode. Incoroniamo te, oh Re Gesù, incoroniamo te, oh Re Gesù. Adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Incoroniamo te, oh Re Gesù, loda. Alleluia, sia adorato Signore in mezzo a noi. Alleluia. Adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Spirito, riempi la mia vita. Spirito, riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altare. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altare, davanti al tuo altare. Amen. Gloria a Dio. Ecco, ora
arrivato il momento della parola, il momento per cui noi siamo tutti qua ansiosi ad aspettare il bel messaggio che il Signore ci ha preparato, e così invitiamo il nostro pastore che ci dirà quello che il Signore ha preparato per noi oggi, questo messaggio. E così il pastore prega subito per i bambini, di modo che va bene. Grazie. Saluto a tutti nella pace del Signore. Che meraviglia poter essere qui stasera con voi in questa base missionaria Scandici. Io ho detto stamattina a Firenze che mi rallegro con l'opera missionaria, con l'opera di Dio, perché l'opera del Signore non è un gonfiore. L'opera del Signore è passo a passo, goccia a goccia. Tutti i giorni dobbiamo avere pazienza, perché sappiamo che il seme è potente e ovunque cade cresce, perché è il Signore che fa crescere. È così potente che gli uccelli desiderano mangiare. È potente che quando cade fra le rocce, anche così germoglia. È potente anche quando cade fra le spine, germoglia. Quindi il seme è potente e noi continuiamo a seminare sul campo di Dio, sapendo che Lui, che ha iniziato la buona opera, porterà avanti fino al giorno del Signore. Amen? Vi porto un saluto dalla Chiesa in Brasile, dai nostri fratelli, dal nostro pastore Roberto, la missionaria Iraci e tutta la Chiesa che è lì in preghiera per voi. Fratelli, è stato un periodo molto buono, importante, perché abbiamo potuto vedere ancora di più e da vicino i fratelli che pregano, che amano la missione e pregano per voi continuamente, e sono contento per tutto questo. Preghiamo per i bambini, perché il Signore possa continuare benedicendo loro, facendo crescere per la sua gloria. Amen? Vieni Aaron per fare la preghiera per te e anche per te. Signore, nel nome di Gesù siamo qua e vogliamo ringraziarti per questa opportunità. Grazie Signore per la vita di Aaron, di Noah e di quelli che non sono qui presenti, ma ti preghiamo Signore di fare crescere anche la classe felice, di mandare altri bambini e riempire questa chiesa di loro. Signore, perché anche questa chiesa è per loro. Ti prego Signore che tu possa fortificare la leadership dei bambini e che la loro famiglia, Signore, siano benedette, raggiunte dalla tua parola tramite loro. Nel nome di Gesù ti prego di benedire loro con salute, liberarli da ogni male per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Allora, come vi stavo raccontando, veramente è stato un tempo prezioso di molto impegno, perché non ci siamo fermati un attimo, ma è stato molto importante perché abbiamo ricevuto tanto dal Signore. Abbiamo ricevuto parole fresche, il Signore ci ha rinnovato le promesse, è stato proprio un periodo molto importante. Ringrazio Dio per la vita di Remo, di Elisa, di Josi, di João, di Valdirene, di Ricky, Michel, Jonathan, José che è lì, José, che Dio benedica, e tutti quanto hanno contribuito per la continuità dell'opera del Signore qua. Amen? Che Dio vi benedica e vi abbondi nel nome di Gesù. Leggiamo la parola di Dio stamattina, stasera, in Matteo capitolo, mettiamoci in piedi, Matteo capitolo 10, dal versetto 26. Il capitolo 10 è un capitolo
di istruzione, è un capitolo didattico dove Gesù istruisce, insegna. Dal versetto 26 dice la parola così: non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che udite dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. 2 passeri non si vendono per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Amen. Padre, nel nome di Gesù abbiamo letto la tua parola e preghiamo che il tuo Santo Spirito possa guidarci in questa parola affinché possiamo ottenere saggezza, alimento, sostanza, forza e rinnovo per la nostra anima, nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, fratelli. Allora, come vi dicevo, il testo del capitolo 10 è un testo che veramente ci porta a pensare sulla missione, no? La missione che il Signore ci ha dato. Quando l'epigrafe del capitolo 10 dice la missione dei 12 apostoli. Sappiamo che c'è anche un'altra missione dove Gesù ha inviato 70 discepoli, no? Però questa qua parla di quei 12, di quelli che sono stati scelti prima per un proposito, per moltiplicare la parola del Signore, per moltiplicare la volontà di Dio sulla terra. Quando comprendiamo questo testo e vediamo l'importanza di Gesù chiamare loro e insegnare loro, vediamo l'importanza che Gesù dà di preservarli. Perché uno che non preserva butta la persona e dice vai, e quella persona corre un rischio se non conosce la strada, è vero o no? Quando una persona non sa guidare e un altro dà una macchina a quella persona e dice guida, la sta mettendo in rischio. Invece Gesù nel capitolo 10, la Bibbia dice che i nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo Simone detto Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone lo zelota e Giuda l'Iscariota, quello stesso che poi lo tradì. Quindi questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni, dice nel versetto 5. E da lì ha iniziato a dire tutte le istruzioni.
e ha cominciato a dire a loro che dovevano essere attenti alla sua parola. Prima di tutto, perché loro fossero chiamati, tutti hanno dovuto credere. È vero o no? Quando Gesù arrivò da loro e parlò a loro e chiamò loro, loro hanno creduto alla persona di Gesù. E chi è la persona di Gesù? La persona di Gesù è quella che è stata rivelata dallo Spirito Santo a Pietro, quando Gesù ha detto: e voi che dite che io sia? E Pietro ha detto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio Altissimo. Lì Pietro, tramite lo Spirito Santo, rivela il Cristo, ossia il Messia, il Cristo di Dio, ossia il sacrificio che Dio stava facendo per la salvezza dell'umanità, e il figlio del Dio Altissimo, lì assorbendo e adottando. In quella rivelazione di Pietro, lui ci dà due caratteristiche della strada. La strada di Dio ci porta alla salvezza e all'adozione del Dio Padre, perché per mezzo di Gesù siamo stati fatti figli di Dio. Quindi Gesù Cristo ci ha messo eredi di Dio tramite il suo sacrificio. Prima non eravamo eredi di Dio, prima non avevamo nessun diritto. E il diritto che abbiamo oggi non è per merito, è per grazia. La parola del Signore ci parla ancora in Romani capitolo 5 sulla nostra condizione, e questa condizione è molto importante comprenderla, perché una volta che la comprendiamo, allora sappiamo la potenza del sacrificio di Gesù. Capitolo 5 ai Romani, versetto 12 dice: perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. Eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Però la grazia non è come la trasgressione, perché se per la trasgressione di uno solo uomo molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Riguardo al dono non avviene quello che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato, perché dopo una sola trasgressione il giudizio è diventato condanna, mentre il dono diventa giustificazione dopo molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte è regnato a causa di quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Amen? Quindi, fratelli, vedete qua che nel proposito di Dio, nell'istruzione del Signore, Lui ci dà queste due caratteristiche della sua strada. Quindi quando Gesù parla a loro, parla perché loro siano preservati, perché loro possano avere 100% di ciò che il Signore ha riservato per loro nel suo regno. È vero che loro dovevano sì predicare la parola, è vero che loro dovevano compiere la missione di moltiplicare la buona notizia, ma la buona notizia è seguita da una vita trasformata, vivificata dalla parola. Una persona, fratelli, che ha la convinzione, la certezza che è salvato e parte erede di Dio e parte della famiglia di Dio, questa persona non può essere mai ingannata.
Quindi la missione che noi facciamo è una missione dove combattiamo non contro carne né contro sangue, ma è una missione che noi combattiamo contro gli spiriti, contro la potestà, contro i principati. E quindi questo combattimento non è un combattimento semplice, è un combattimento dove richiede da noi certezza, convinzione, comprensione della persona di Gesù come Messia, come Cristo che ci ha salvato, che ha tolto da noi il peccato, la condanna che il peccato ci ha portato e ci ha messo anche eredi di Dio, parti della sua famiglia. Quindi uno che è la famiglia di Dio può lasciare di essere la famiglia di Dio? Allora, fratelli, è questo che Satana lavora nella nostra vita, volendo ingannarci, e lui lancia i suoi dardi come frecce che vogliono colpire la nostra mente. E la prima parte dell'armatura di Dio, nell'armatura di Dio che Paolo parla agli Efesini, c'è l'elmo della salvezza. Questo elmo della salvezza è la protezione del capo, della testa, dove noi come corpo di Cristo, come partecipi di Dio, della famiglia di Dio, dobbiamo avere la protezione della nostra mente. Per questo Paolo ha detto: fratelli, non vi conformate con questo mondo, ma siate trasformati con il rinnovamento della vostra mente. Allora è questo il desiderio del Signore, che la nostra mente sia salda. Magari il nostro corpo è indebolito per un'infermità, ma Gesù ha detto qua ai discepoli che non dobbiamo avere paura di ciò che colpisce il corpo, ma dobbiamo stare attenti con ciò che colpisce l'anima. E cosa colpisce l'anima? Sono le ferramente di Satana che colpisce l'anima. E ciò che lui lavora è sempre la stessa, con sempre le stesse cose. Lui lavora con le stesse cose, come Paolo ha scritto ai Galati, capitolo 5, parlando delle opere della carne. Lui lavora stimolando, spingendo la nostra carne, perché possiamo peccare contro Dio. Una volta che noi pecchiamo contro Dio, lo spirito si allontana da noi, o meglio, noi ci allontaniamo dallo spirito e allora compiamo i desideri della carne. Quali sono i desideri della carne? Quali sono le opere della carne? Ciò che la carne opera e che non piace allo Spirito Santo, che non piace al Signore. Sta scritto, Galati capitolo 5, versetto 19, dice: ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisione, sete, invidie, omicidi, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso che fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Vedete qua alla fine del testo, non erediterà, ossia lascia di essere partecipi della famiglia di Dio. Quindi quando noi lasciamo di essere la famiglia di Dio? Quando noi accettiamo, abbracciamo il peccato. E una volta che noi abbracciamo il peccato, quando noi accogliamo una vita peccaminosa, noi ci allontaniamo dal Signore. E una volta lontani dal Signore, siamo anche lontani dalle sue promesse. E tante persone con la bocca dicono: ah, perché io ho il Signore, io amo il Signore. E Gesù ha detto: chi mi ama ubbidisce ai miei comandamenti. Chi mi ama ubbidisce ai miei comandamenti, dice il Signore. Ancora Gesù, volendo preservare questi uomini, perché qua
in questo momento, nella Chiesa, ci sono tutte le persone che si impegnano nell'opera di Dio, persone che si danno da fare nell'opera di Dio. E Dio piace il nostro lavoro, e Dio piace ciò che noi facciamo per Lui. Ma non possiamo perdere la convinzione della base, del principio, perché se no noi saremo come le persone che fanno carità. E noi sappiamo che le persone che operano per i beni a volte fanno molto meglio da noi. Ma il principio di tutto nella nostra vita non sono le opere, ma è la fede. Quando parlo di fede, non parlo a credere in qualcosa, che succederà qualcosa. Io parlo di credere a una persona. E oggi noi siamo qua a rinforzare la persona di Gesù Cristo. Gesù Cristo è il nostro Signore, è il nostro Salvatore. Allora, fratelli, una volta che noi abbiamo consapevolezza, dobbiamo rinforzarci sempre in questa certezza di che Lui è il Cristo di Dio e che Lui è il Figlio di Dio. Sapendo di questo, non dimenticheremo mai che noi siamo salvati per grazia, per il suo sacrificio. Ogni volta che Satana ci pungerà il dito e dirà: tu non hai diritto, tu non puoi, tu puoi dire: sì, io posso tutte le cose in colui che mi fortifica. Perché Paolo ha detto: né morte, né peste, né fame, né spada, niente ci allontanerà dell'amore di Dio che sta in Cristo Gesù. Allora, fratelli, se noi abbiamo questa convinzione, allora il nemico non ci metterà lontano, anzi, scapperà da noi, perché quando ci vedrà il segno del sangue e dell'agnello di Dio su di noi, sulla nostra vita. Questo non ci fa perfetti, questo non ci fa essere un angelo, questo ci fa comprendere che ogni volta che pecchiamo abbiamo un avvocato e che anche se cadiamo non dobbiamo rimanere caduti. C'è Gesù che vuole rialzarci, metterci in piedi e farci camminare. Come abbiamo letto ai Romani 5, è vero che tramite un solo uomo il peccato è entrato, ma è anche vero che tramite un solo uomo questo peccato è stato distrutto. La condanna del peccato è stata distrutta sulla nostra vita. E quindi Gesù Cristo, la persona di Gesù Cristo, la rivelazione che ci dà il Signore tramite lo Spirito Santo e la sua parola, di comprendere chi è Gesù, ci fa avere sicurezza. E quando abbiamo sicurezza noi abbiamo paura? No. Quando abbiamo sicurezza noi abbiamo dubbi? No. La sicurezza ci fa camminare tranquillamente. Quindi non ci fa spaventare le notizie del mondo. Non ci fanno spaventare le notizie del mondo. Non ci fanno spaventare le cose che succedono. È vero che noi sentiamo sulla pelle le cose. La Bibbia dice che pure la natura geme. Ma questo non impedisce che noi abbiamo sicurezza. Nonostante tutta la mancanza di stabilità che c'è nel mondo, la Chiesa è sulla roccia. Davide ha detto: lui mi ha tolto di un pozo profondo. Ma lui dice: un pozo di fango. C'è stabilità quando c'è fango? No, se tu metti la macchina in una strada piena di fango, la macchina fa così. Non c'è stabilità, non segue in linea diritta. È lì a dondolare, a ballare. E a volte se è una salita non riesce a salire, perché le rotte girano ma non hanno stabilità. E quindi il salmista dice: io vivevo senza stabilità, ma adesso no, adesso io vivo sulla roccia, io ho stabilità, io ho sicurezza nella mia vita. Perché? Perché lui ha compreso la via del Signore. Era questo che Gesù voleva dire ai suoi discepoli,
che c'è un'opera da fare, è vero, che ci sono le cose da compiere, è vero, che ci sono tante cose da fare nel mondo, è vero, che dobbiamo liberare i prigionieri, che dobbiamo fasciare quelli che sono malati, che dobbiamo curare quelli che sono per la strada. Abbiamo molto da fare, ma prima di fare qualsiasi cosa, noi non possiamo uscire senza la consapevolezza, la certezza della persona di Gesù. E se veramente noi abbiamo compreso questo, la nostra vita verrà cambiata e tutto ciò che noi faremo sarà diverso. Perché è vero che quando noi ci impegniamo a fare, le attività diventano un peso, ma quando noi comprendiamo la persona di Gesù rivelata tramite lo Spirito Santo nella nostra vita, allora tutto che faremo sì, non è facile, ma diventa leggero, perché noi abbiamo la certezza che questo mondo non ci fermerà, che le cose non ci fermeranno, che i demoni non ci fermeranno, che Satana non ci fermerà, niente ci fermerà. L'istruzione di Gesù dice: non andate tra i pagani, non entrate in nessuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Andando predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame, né delle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di 2 tuniche, né di calzari, né di bastoni, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia qualcuno degno e lì rimanete finché partirete. Gesù ha cominciato a dare istruzioni a loro, a dire cosa dovevano fare. Gesù ci dà i limiti e noi nei limiti che Lui ci dà camminiamo. E piano piano Lui ci amplifica la strada, e piano piano Lui ci amplifica il dominio, quello che dobbiamo fare. Lui ci dà, perché la Bibbia dice che ci dà secondo la nostra capacità. Ma qual è questa capacità? Non è la capacità dei talenti, è la capacità della comprensione della persona di Gesù. È la capacità della comprensione dell'opera salvifica di Gesù. È la capacità della comprensione dell'opera che Gesù ha fatto facendoci essere figli di Dio, come ha detto Giovanni capitolo 3. Quindi quando noi comprendiamo, quanto di più abbiamo questa comprensione, di più più ampi siamo, più amplitudini abbiamo. È come una pianta, ancora se ha i suoi tralci fini, non può avere il frutto, perché quel tralcio fino non sopporterà il frutto. È vero o no? Quindi bisogna crescere, e è questo che il Signore vuole da noi, che noi cresciamo nella consapevolezza, nella conoscenza, nella profondità della persona di Gesù. Allora sì, qualsiasi cosa che succederà, noi rimarremo saldi. Paolo parla di Onesiforo. Paolo parla di alcuni collaboratori del Vangelo. Se noi leggiamo capitolo 16 ai Romani, noi vediamo dei collaboratori del Vangelo, persone che hanno contribuito per l'opera del Signore, con la loro vita, con il loro tempo, con il loro denaro. Dice qua: vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea,
perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ela possa aver bisogno di voi, poiché ela pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia, per Cristo. Salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti, i compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Salutate Ampliato, che mi è caro nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stacchi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate quelli di casa Aristobolo. Salutate Erodiane, mio parente. Salutate quelli di casa Narciso, che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la casa Perside, che si è affaticata molto nel Signore. Salutate Rufo, l'eletto nel Signore, e sua madre, che è anche mia. Salutate Ansicrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpa e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutte le chiese di Cristo vi salutano. Vedete il saluto di Paolo con i collaboratori, quelli che erano dove? In Cristo. Questi dove erano? In Cristo. E quando noi siamo in Cristo, fratelli, noi abbiamo una struttura modificata, generata, robusta, che Cristo genera in noi. Noi non siamo solo vestiti, siamo vestiti e rivestiti. Vestiti nello Spirito e rivestiti con lo Spirito. Quindi non possiamo compiere la missione o fare la missione se noi non abbiamo questa certezza, questa convinzione della persona di Cristo. Stamattina parlavo a Firenze di Abramo, quando è stato chiamato nel capitolo 12 di Genesi di uscire dalla sua terra. Lui perché è uscito? Perché è uscito Abramo? Lui è uscito perché ha creduto in chi? In Dio. Allora questi discepoli che sono qui, perché andavano? Perché credevano in chi? In Gesù. Ora noi siamo qua. Da Gesù questi apostoli hanno ricevuto la parola. E noi da chi abbiamo ricevuto? Dallo Spirito Santo, tramite qualcuno che ci ha trasmesso la parola. E se siamo qua oggi è perché noi anche abbiamo creduto. Ma bisogna ancora approfondire. Bisogna ancora crescere. È vero che noi vogliamo vedere tante cose, ma noi non possiamo vedere le cose dello Spirito se ancora non camminiamo nello Spirito. Quando Gesù parla a quei discepoli e li chiama a fare, a svolgere una missione, Gesù propone a loro un passo in più di quello che avevano già fatto. Noi non possiamo dare il passo di fare senza prima dare il passo di credere. Perché non possiamo essere testimoni di chi noi non crediamo. Non possiamo essere testimoni di chi noi dubitiamo. Come testimonieremo di colui che non crediamo?
che non ci fidiamo. È come indicare un professionista a una persona dicendo: ma io ti indico perché è l'unica persona che so, ma non credo. È meglio non indicare, è vero o no? È meglio tacere, perché tu stai parlando, indicando a una persona, quel professionista che nemmeno tu chiamerebbe a fare un lavoro per te. Quindi noi non possiamo dare i passi di fare, di servire, se noi prima non lo conosciamo. E stasera lo Spirito Santo ci chiama a cercare di conoscere al più profondo la persona di Gesù. E voi che dite che io sia? E come noi riveliamo la nostra conoscenza? Riveliamo quando noi compiamo la sua volontà. Riveliamo quando noi dichiariamo nella nostra vita e tramite le nostre opere Gesù Cristo. Francesco di Assisi ha detto: dove c'è odio, che io porti l'amore. Come posso predicare al mondo amore se io non vivo amore? Perché se non, qui non è una chiesa, diventa un'azienda. E un'azienda può fallire. È vero o no? Ma la chiesa di Gesù fallisce? Le porte dell'Ades non prevarranno contro la mia chiesa, dice il Signore. Nella stessa rivelazione che lo Spirito ha dato a Pietro, e Pietro ha dichiarato: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio Altissimo. Gesù ha detto: tu sei Pietro. Alleluia. E su di te edificherò la mia, e le porte dell'Ades non prevarranno contro di essa. Gesù stava parlando di edificare la chiesa non sopra una fondamenta fangosa, senza stabilità. No, lui stava parlando, Pietro, è su questa rivelazione, è su questa fede, è su ciò che io genero in te, che io farò crescere la mia chiesa. Edificherò la mia chiesa. Non è quello che aggiungiamo. No, non è ciò che aggiungiamo. È importante avere tutto questo che abbiamo. È importante. Ma ciò che abbiamo fisicamente non sostiene la chiesa. Ciò che abbiamo fisicamente non edifica la chiesa. No, ma è la nostra fede. Perché la nostra fede viene visibile agli uomini che sono nel mondo, e loro cominciano a vedere in noi la differenza di chi serve a Dio e di chi non serve a Dio, e desiderano servire al Signore. E desiderano seguire il Signore. E quando noi parliamo non le nostre parole, ma parliamo ciò che Gesù fa nella vita di un uomo che crede in Lui. Come testimonianza, come testimone vive del Vangelo noi siamo. E quindi, fratelli, quando noi pensiamo a ciò che Gesù ha detto in questo testo, dicendo: guarda che nel percorso della vostra strada ci saranno delle difficoltà, sì. Nel versetto 23 Gesù ha detto: quando vi perseguiteranno in una città. Nel versetto 21 Gesù dice: il fratello darà il fratello a morte. Quindi vedete che il Vangelo cambia la persona, ma l'ambiente, no, questo ambiente continua.
Il mondo è mondo. Noi non possiamo trasformare il mondo, ma possiamo portare il Vangelo che trasforma le persone. Molte persone interpretano sbagliatamente il testo di Romani 12, ma trasformate il mondo. No? No, la parola non parla di trasformare il mondo. Siate rinnovati, non vi conformate. Dice non vi conformate, non dice di trasformare il mondo, dice di non essere conformato, di non accettare, di non essere condotto, di non essere guidato, di non essere influenziato dal mondo. Ma noi come uomini dobbiamo essere trasformati, ma siate trasformati tramite la rivelazione della parola, tramite lo Spirito Santo che abita in voi. Lasciate che questo Spirito Santo lavori in voi. Lasciate che questo Spirito Santo tolga di voi ciò che non piace a Dio. Allora, fratelli, noi non avremo paura di queste situazioni, del fratello che darà il fratello a morte. Non ci scandalizzeremo con queste cose. Non saremo scandalizzati. Non saremo scandalizzati per una persecuzione. Non saremo scandalizzati perché uno vuole essere maggiore e un altro vuole essere ancora più grande. Un altro dice questi parlano al nome di Belzebù, ci chiamano di Belzebù o ci dicono delle cose brutte. No, noi no, queste cose non ci offenderanno. Sa perché? Perché noi siamo convinti, consapevoli di chi siamo in Cristo. Per questo Gesù ha detto: non temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto. Ossia, il male verrà visibile, come anche il bene verrà visibile. Ma voi non lasciate che il male sia soltanto visibile, ma mentre il male grida, voi salite sul tetto e gridate ancora più alto del bene. Quando loro fanno forza per pronunciare, annunziare, pubblicizzare il male, fate di più per pubblicizzare il bene, per annunziare il bene. Ma sento che nella Chiesa c'è una timidezza. Come Paolo ha detto a Timoteo, il Signore non ci ha dato uno spirito di timidezza. Ma sento nella Chiesa una timidezza e so che questa timidezza è la mancanza della conoscenza biblica della persona di Gesù, il ciò che Gesù ha fatto. Perché una volta che noi abbiamo questa consapevolezza, è come dire a uno, può venire che io sono pronto, è vero o no? Ma se uno non è pronto, dirà che può venire? No. Dirà, dammi la macchina. Può darmi la macchina tranquillamente, perché è pronto, è a posto, c'è la patente, sa guidare. È vero o no? Avrà paura? Perché ha superato i test, ha la patente, ha tutto a posto per guidare. Ma uno che non ha, se uno non ha la patente, magari sa guidare, ma non ha la patente, allora manca cosa? Il documento. Quel documento cosa vuol dire? Quando uno non ha documento? È illegale, no? Quindi manca la legalità. E la legalità viene di legale, di essere legato, di essere uno, partecipi. Quindi quando noi non abbiamo certezza che siamo legali nella famiglia di Dio, che siamo partecipi della famiglia di Dio, che siamo perdonati per il sangue di Gesù, allora, fratelli, noi abbiamo paura di affrontare le cose.
E cosa succede con la Chiesa paurosa? È timida e non opera ciò che il Vangelo vuole operare. Non rivela la potenza del Vangelo nel mondo, è timida. Dove riunitevi? Ah, noi siamo lì. Come se fosse una cosa pericolosa. Come se fossimo un gruppo di sterminio. No, dobbiamo proprio dire, dobbiamo proprio parlare, dobbiamo essere evidenti. Perché i figli delle tenebre, quando fanno le sue cose, fanno di modo evidente perché tutti sappiano. E ancora di più, il male sta cercando di fare più evidente il suo piano, il suo progetto. E la Chiesa com'è? Timida. Ma il Signore non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di coraggio, di forza. Quindi, quando noi riconosciamo la persona di Gesù, noi non dobbiamo temere. Anzi, Lui ci conosce. Lui ha detto nel versetto 30, quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Il Signore sta dicendo, il Salmo 91 si compierà nella vita di chi si fida in me. 1000 cadranno al suo fianco, 10.000 alla sua destra, ma tu non sarai colpito. Sarà che noi abbiamo questa certezza? Che non saremo colpiti? O abbiamo paura della freccia? O abbiamo paura dell'arco? O abbiamo paura della lancia? O dei carri infuocati? E su Salmo 46 dice che Lui rompe, spezza l'arco, la lancia e brucia i carri nel fuoco. Fratelli, questo è il nostro Signore, che possiamo oggi pensare, riconoscere, rinnovare, cercare la comprensione profonda della persona di Gesù nella nostra vita. Chi è Gesù per me? È come se oggi Gesù frenasse la nostra macchina e dicesse, aspetta, facciamo una revisione. Dobbiamo vedere se la patente va bene, dobbiamo vedere se stai guidando, stai vedendo bene, fare un esame di vista, dobbiamo vedere se la macchina di tagliando è tutto a posto, perché così tu non puoi proseguire, perché se no succederà un incidente. Dio sta prendendo la Chiesa, la leadership della Chiesa, i fratelli che sono qui oggi, dicendo, fratelli, il Signore sta dicendo oggi a noi, io vi sto fermando tramite questa parola per dirvi di analizzare come va la vostra fede. Perché io non sto cercando il Signore per quello che farà. Io non sto cercando il Signore perché ho un problema, un male, un bisogno. Magari è stata la causa che mi ha avvicinato al Signore, ma io ho già compreso la persona di Gesù. E quindi, indipendentemente di ciò che succederà, io non lascerò il mio Gesù. Per niente e per nessuno. Viviamo una realtà di persone che sono lì e dopo non ci sono più. E quando domandiamo perché tu non ci sei? Perché mi sono rattristato, perché non mi piace più, perché non ho più voglia, perché ho fatto questo, ho fatto quello, ho sentito questo. È un sacco di scuse. Questo che è successo, fratelli, ciò che è successo al passato, lasciamo al passato. Da ora in poi viviamo una novità di vita.
se tu hai girato tanto, se tu hai sbattuto tanto, se tu hai messo testa sulla parete tante volte, è ora di avere maturità spirituale. E la maturità spirituale è comprendere la persona di Gesù e dire: io so, Signore, chi sei nella mia vita. E non solo con parole, ma dimostrando nella pratica, nel quotidiano della vita. Quando le prove arrivano, quando le persone vengono, quando le parole dure arrivano, quando i problemi difficili arrivano, quando i diagnostici arrivano, noi continuiamo a credere e continuiamo saldi, indipendentemente dalla situazione, perché sappiamo che è Lui nostro Signore, è Lui nostro Salvatore, e per Lui, tramite Lui siamo stati fatti eredi di Dio, e tramite Lui che siamo stati fatti figli di Dio, e sì, a Lui continuiamo servendo, senza guardare le situazioni. Ma ci sono persone che dicono: io credo in Lui, ma è immaturo ancora spiritualmente, perché crede in Lui ma non sopporta un problema, non sopporta una difficoltà. Il primo problema smette, il primo problema si rinchiude, si ferma, rompe l'amicizia. Io stavo pensando proprio questi giorni come una persona, no? Quanti credenti non parlano con altri credenti? È vero o no? E Satana fa festa con questo. Ma guarda, sono tutti lì a cantare, tutti lì a evangelizzare, tutti lì a servire, a distribuire pacco alimentare, a pulire, a fare questo, a fare quell'altro. Ma guarda, quella persona, nel suo cuore c'è una radice di amarezza per quell'altra. E questo è giustamente il passo della maturità spirituale, perché nel tavolo del Signore saremo insieme o separati? È come se non possiamo sederci al tavolo qua, ci sederemo là. Come possiamo sederci al tavolo qui? Non possiamo sederci al tavolo qui e sederci là. Sarà che il Signore permetterà? Pensiamo oggi, fratelli, che quando Gesù dice: chi dunque mi riconosce davanti agli uomini, Lui sta parlando di dare la testimonianza della salvezza. Riconoscere davanti agli uomini è dare la testimonianza, non è dire: io sono di Gesù, può uccidermi, chi è cristiano qua che io ammazzerò. No, non è questo che Gesù sta dicendo. Riconoscere Gesù davanti agli uomini parla di riconoscere Gesù davanti alle pratiche degli uomini, a dimostrare Gesù davanti a ciò che gli uomini fanno. Perché quando parla di uomini, parla di umanità. E chi sbaglia se non è la carne? Pregare per noi e dire: Signore, io voglio compiere la missione, io voglio essere utile, io voglio servirti, io sono stato chiamato per essere pastore, per essere anziano di chiesa, per essere un diacono, per essere un leader, per essere un segretario. Non importa, quello che il Signore ti ha chiamato a fare non sarà possibile se tu non lo riconosci davanti agli uomini. Qui non sta chiedendo di annunziarlo davanti agli uomini. Qui sta chiedendo di riconoscerlo. Riconoscerlo vuol dire conoscere, è ossia conoscere due volte.
internamente io conosco, e riconoscere è dimostrare. È questo che il Signore sta chiedendo a noi. E questi che riconoscono, ossia che conoscono e riconoscono e dimostrano, allora io riconoscerò Lui davanti al Padre. Ossia, Gesù dirà, questo io conosco e lo farò conosciuto al Padre. Padre, questo è figlio tuo. Alleluia! Questo è anche tuo figlio, Padre. Gesù dirà, questo è anche tuo figlio. Perché è mio figlio? Perché lui cammina secondo la tua volontà. Perché lui fa tutto ciò che tu hai detto da fare. Ecco, lui è tuo figlio. E chi può giustificare l'uomo a Dio se no Gesù, suo figlio? È l'unica persona che giustifica l'uomo, è Gesù. Non esiste un mediatore fra Dio e gli uomini se non Cristo Gesù, non esiste altro. Quindi ciò che lo Spirito Santo sta parlando a noi stasera è che noi tutti abbiamo una missione, ma questa missione viene prima sviluppata nella nostra vita, facendoci diventare veramente i Suoi discepoli. Essere riconosciuti o riconoscerlo davanti agli uomini. Perché sarà impossibile sviluppare una missione fino alla fine se noi non ancora abbiamo compreso tutto il Vangelo nella nostra vita. Sarà impossibile. Per questo le persone non arrivano fino in fondo. Per questo le persone non passano tanto tempo. Io sono tornato in Brasile, là la nostra chiesa è una chiesa centenaria. Ma com'è bello tornare e vedere le persone lì, servendo il Signore. Dalla mia giovinezza, poter vedere quelle sorelle che sono ancora lì in quel banco, sedute in preghiera, con il ministero di intercessione per la missione. E quando mi hanno visto, mi hanno abbracciato, io continuo a pregare per te. Tutti i sabati siamo in preghiera per te. Tutti i sabati abbiamo... lei è ancora qui? Sono ancora qui. Sto aiutando il pastore. Ho visto là di Quinta Etapa, Nadi, a dirigente da oração missionária. Naide. Quanti anni conosco quella sorella? La Josi è stata la prima leader della preghiera per la missione là, in questa chiesa, io sono stato lì, e oggi c'è questa Naide che è la guida di preghiera per la missione ogni sabato. E ho detto, ma lei è ancora qui? Sì, sono ancora qui, grazie a Dio sono ancora qui, continuo a pregare per voi e continuo aiutando il pastore. E il pastore ha detto, un altro pastore, perché quella chiesa ha già avuto 3 o 4 pastori, ma lei è passato un pastore, un altro, e lei continua lì, servendo il Signore. E io mi sono rallegrato di vederla. E con suo marito. Gesù ha salvato suo marito perché lei ha perseverato. E il Signore opera, il Signore fa. Quindi noi abbiamo bisogno di avere questa costanza per arrivare fino in fondo, ma per avere la costanza abbiamo bisogno di avere certezza. Di cosa? Io sono sicuro che sono chiamato a fare quest'opera di evangelista, quest'opera di diacono, quest'opera di pastore, quest'opera di distribuzione alimentare. La prima convinzione che noi dobbiamo avere è di salvezza, di Gesù.
chi è Gesù, e voi che dite che io sia. Chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nel cielo. A volte noi riconosciamo Gesù davanti a lui. Gesù, io ti amo. Gesù, io ti amo. E cantiamo qua, è vero o no? Lode, gloria, alleluia, gloria, alleluia, lode. Ma quando usciamo dalla porta, davanti agli uomini, lo rinneghiamo con le nostre pratiche, con le nostre attitudini. Qui è il metro quadrato più facile di riconoscere Gesù, ma a lui non si interessa che noi lo riconosciamo qua. Lui si interessa che noi lo riconosciamo là. Quindi, fratelli miei, vi esorto con questa parola a riconoscere Gesù davanti agli uomini. Se, come Giacomo ha detto, la lettera di Giacomo, del pastore Giacomo, versetto 7 dice così: siate dunque, capitolo 5, versetto 7, siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Prendete, fratelli miei, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra, né con altro giuramento, ma il vostro sì sia sì e il vostro no sia no, affinché non cadiate sotto il giudizio. C'è tra voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse, e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Chi può dire amen? Questo è il Vangelo. È quello che il Signore vuole per noi. È quello che il Signore desidera per la nostra vita. Stasera il Signore ci invita a approfondire su Gesù, perché allora in Gesù possiamo resistere a qualsiasi cosa. Amen? Che Dio ci benedica.
Fa che io venga al tuo fiume, Signore. Fa che io beva al tuo fiume, Signore. Fa che io viva al tuo fiume, Signore. Fa che io venga, fa che io beva, fa che io viva. In piedi, fratelli, lodiamo. Fa che io venga al tuo fiume, Signore. Fa che io beva al tuo fiume, Signore. Fa che io viva al tuo fiume, Signore. Fa che io venga, fa che io beva, fa che io viva. Adesso voi, fa che... Cantate. Fa che... Fa che io viva, fa che io venga, fa che io viva. Amém? Abbiamo ricevuto una preziosa ricetta oggi, no? Se abbiamo qualcosa contro il nostro fratello, che possiamo comprare la parola oggi e andare da lui e risolvere quel problema, perché acque passate non muovono il mulino, ma noi possiamo, fratelli, purificare la fonte delle acque, perché noi non veniamo a cadere nelle trappole del nemico, ma che possiamo restare saldi fino al ritorno del Signore, perché Giacomo ha detto che Lui è vicino. E nel nome di Gesù, che dove c'è qualsiasi cosa che possiamo risolvere, se non riusciamo a risolvere adesso, preghiamo: Signore, purifica il mio cuore, Signore, lavora in me, Signore, lavora nella mia vita, fammi liberare un perdono, Signore. E così sia l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, ci purificando come oro nel fuoco. Amen? Glória a Dio. Preghiamo per nostro fratello Giuseppe, che venerdì farà la chemio. Preghiamo perché il Signore possa essere con lui. È stato il compleanno del nostro fratello João. Facciamo auguri a lui e vorrei lasciare un versetto a lui stasera di compleanno. João, che è questo amico, che lo voglio tanto bene, lo considero tanto un uomo di parola. È difficile trovare persone serie di parola, no? Che non dondolano nelle sue parole, ma sono saldi. E vorrei lasciare il versetto, João, che sta in Isaia, capítulo 33, versetto 6, per la tua meditazione. Dice la parola: I tuoi giorni saranno resi sicuri. La saggezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione. Il timore del Signore è il tesoro di Sion. Amen? Che Dio ti benedica, che i tuoi giorni siano resi sicuri. E questa sicurezza è quella che abbiamo parlato stasera, che è la consapevolezza di Gesù nella tua vita. E si vede come tu lo ami e come tu lo cerchi. Che il Signore ti benedica abbondantemente, ti dia salute a te e alla tua famiglia, e che il testo del Salmo 128 possa essere compiuto nella tua casa. Che i tuoi figli siano come i rami dell'olivo attorno alla tua tavola, che siano benedetti, abbondanti, che siano fertili per la gloria di Dio. Amém? Per la tua gioia, per la tua allegria. Amém?
e tua moglie è come la vigna del Signore. Amen. Glória a Dio. Che Dio vi benedica. Preghiamo per João, per Valdirene e preghiamo per nostro fratello Giuseppe, che farà questa chemio venerdì, perché possa essere ancora sostenuto dal Signore in questa situazione e che superi tutto questo periodo difficile e possa tornare ad essere con noi qua in chiesa, in comunione con noi, perché non c'è personalmente, ma lui ama la sua comunità, sempre che siamo lì, che parlo a lui, che siamo in preghiera per lui, lui sempre dice salutami la chiesa, salutami la chiesa. E lui vuole tanto bene a questa chiesa, ai fratelli di questa chiesa. Quindi continuiamo in preghiera per lui, per Ivanette, perché anche lei possa avere la forza per continuare avanti servendo il Signore, perché lei sta facendo una grande opera per il Signore, perché chi serve la sua casa, suo marito, serve a Dio, chi serve i suoi figli, serve anche a Dio. Amen? Quindi preghiamo per la nostra sorella, e chi serve sua moglie anche serve a Dio. Priscilla era lì a lamentarsi, e la sua moglie ha detto anche. Gesù ha detto che l'uomo deve dare la sua vita per la sua moglie, come Cristo ha dato per la sua chiesa. Quindi è un ordine. Quindi preghiamo per questi fratelli nel nome di Gesù, e vorrei dirvi che da domani noi saremo all'immersione missionaria che si svolgerà a Pomarante, ok? Se qualcuno ha desiderio di partecipare, c'è ancora posto. Se conoscete un giovane, un ragazzo, una ragazza, insistete con questa persona per partecipare. Fratelli, questo è il terzo anno, ogni anno è veramente una cosa stupenda. Il Signore prepara un tavolo nel deserto per noi, e quindi vorrei spingervi a coinvolgere i giovani, i ragazzi a partecipare là con noi tutta questa settimana, ok? Inizia domani pomeriggio e va fino alla sera di venerdì. Nella domenica saremo tutti qua nuovamente e svolgiamo il servizio domenicale insieme, ok? Vorrei dire anche alla leadership della Chiesa che il 4 di luglio, è un sabato, alle 5, noi avremo una riunione, così una riunione per organizzare di guida alle 5, no, alle 17. Alle 17, perché c'è Remo che lavora tardi, così finiamo nell'orario lì che lui possa lavorare, e chi lavora di giorno esce anche per partecipare. Quindi sabato 4 luglio alle 5. E il 5 saremo qua per la cena del Signore. Amen? Allora lodiamo al Signore per la vita di João con una preghiera e ringraziando anche il culto. Ci sono anche queste magliette di evangelizzazione, perché ora c'è caldo e tante volte noi usciamo di casa e facciamo un giro, e questo è importante per annunziare Gesù. Ma dov'è il messaggio? È dietro. E qui c'è: poiché Dio ha amato tanto il mondo che ha dato suo figlio unigenito, per chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Questo è uno stile di vivaio missionario, che è la nostra scuola missionaria, e abbiamo questa qua, abbiamo quest'altra, che Gesù è la via, la verità e la vita. E c'è questa che è Jesus. Leggi. Ecco, Lord of the Lord. Queste sono per maschio e femmina, per donne e uomini, invece queste solo per le donne. Priscilla ha voluto una speciale. Questa è unisex.
E questo è solo per le donne, che è Gesù è tutto ciò di cui ho bisogno. No, ci sono tutte le misure lì, ok? Quindi è questo è del vivaio missionario, no, questo no, è anche del vivaio missionario, perché non abbiamo messo il simbolo qua, perché questo è di evangelizzazione. E quindi ci sono queste magliette che noi useremo nell'evangelizzazione, useremo per andare al mare, useremo per uscire fuori, useremo per andare da tutte le parti, ok? Perché non abbiamo una grande quantità, perché non è che vogliamo mettere tutti uguali per la strada, però abbiamo fatto un pochino e ci saranno altri modelli, perché è una strategia che il Signore ci dà per evangelizzare, soprattutto perché quando noi andiamo sulla strada a Firenze non vediamo niente. Qualcosa abbiamo bisogno di fare, qualsiasi cosa, almeno un testo, una frase. Ah, ma questo cosa produce? Non sappiamo, sono semini che lanciamo e il Signore che opererà tramite questi semini. E una volta che noi acquistiamo queste magliette, non acquistiamo, investiamo, è un semine che seminiamo nell'opera del Signore, ok? Quindi sono lì disponibili e durante la settimana del vivaio missionario useremo tutti, ogni giorno uno, e così saremo a posto. Vieni João e ricevere la preghiera qua. Ringrazio tutti che sono qui venuti stasera e vorrei invitare Rick, che ha cooperato qua, per fare questa preghiera finale, ringraziando il Signore, e dopo noi cantiamo auguri al nostro fratello João. Vuoi parlare qualcosa? La torta salata, dolce. Pace a tutti. Amen. Voglio ringraziare i fratelli che pregheranno per me questa sera e non dimenticare di me, perché il prossimo mese vado in Brasile per fare un po' di ferie e vedere i miei parenti. C'è qualche mio zio che considero come un fratello, perché lui è cresciuto insieme a me. Lui non sta tanto bene, quindi ha 92 anni, quindi ringrazio a tutti che continuano a pregare per me in questi viaggi, io e la Val di Reni. Quello. Amen. Allora preghiamo per loro e vieni Ricky, e preghiamo per il viaggio che farà, ma non domani. No, domani, no, 25. 25 o 5? No, no, 5. 5. Allora la domenica 5. Ok, preghiamo per loro. Pace alla Chiesa del Signore, preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questa opportunità che tu ci hai dato di essere qua nella tua presenza, per questo momento di preghiera, questo momento di parole. Ti vogliamo dare e pregare per il nostro fratello João, che Signore sta per andare, come ha detto, in Brasile. Ti ringraziamo per gli anni che ha aggiunto nella sua vita di più, Signore, che questi anni siano ancora degli anni in cui lui ti servirà e crescerà ancora nella tua parola, nel tuo sapere, nel sapere il sacrificio della croce, Signore, come ha predicato il pastore. Ti diamo anche il nostro fratello Giuseppe, che è all'ospedale, Signore. Vogliamo che tu possa dare forza alla sua moglie Ivanette, affinché loro tutti e due possano attraversare questa prova con la tua forza, con lo spirito tuo, Signore, e rinforzando loro. Che il sangue tuo, Signore, che ci ha liberato di ogni malattia, come lo dice Isaia 53, versetto 4-5, Signore, che questo sangue, Signore, rinforza Giuseppe, guarisce di tutte, affinché lui possa essere guarito di ogni malattia, possa essere risprittinato e guarito, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi e per sempre. Noi diciamo Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te,
Tanti auguri João, tanti auguri a te, ti benedica il Signor, ti benedica il Signor, ti benedica il Signore. Tanti auguri a te. E la picanha. Sì, ha detto anche la Valdirenina ora.